Il Veneto, in particolare la provincia di Padova, sono i più colpiti dal virus West Nile, che da luglio ha già contagiato solo nel padovano ben 136 persone. In totale in Veneto i casi sono stati 175, 9 i morti, mentre a livello nazionale i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità sono 230. L'USL 6 ha registrato la presenza di un nuovo cluster nel comune di Cadoneghe. La presenza del virus del vettore, ovvero la zanzara Culex, è stata individuata nell'area agricola compresa tra via Silvestri, parte di via Barcarola e parte di via Bagnoli. Per questo motivo il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha emesso un'ordinanza per consentire la disinfestazione urgente con prodotti larvicidi il 24 agosto a partire dalle 11 del mattino. La procedura è quella prevista per le aree rurali che non prevedono trattamenti ad urticidi, che invece verranno utilizzati tra oggi e domani nelle ore notturne a Padova, in via Pinali e Longon, dopo la rilevazione nei giorni scorsi di un altro cluster. All'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Attualmente in azienda ospedaliera sono ricoverati 15 malati. Alcuni di questi pazienti ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni. I restanti sono anziani colpiti duramente da questo virus, che quest'anno sembra particolarmente aggressivo, ha fatto sapere il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben. Proprio l'età media dei pazienti, che si è abbassata a fronte di una media solitamente intorno agli 89 anni, desta preoccupazione nei sanitari. Nel 2018, l'anno in cui Padova si sono registrati più contagi, i casi totali erano stati 96 e il primo era stato scoperto il giorno di Ferragosto. Il consiglio è quello di prestare attenzione e non lasciare acqua stagnante nei giardini e nelle terrazze e di usare repellenti.